La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha esaminato oggi la prima bozza della legge di bilancio, documento chiave e strategico per la programmazione generale dell'ente. L'obiettivo, ha spiegato il presidente Massimiliano Federiga, è consolidare e potenziare le misure già in vigore con l'introduzione di ulteriori interventi nella fase successiva dei lavori. Noi vogliamo confermare e rafforzare tutte le misure in essere. Questa è stata la prima bozza che uscirà, il primo testo della legge di bilancio confermerà quelle, poi tutte le misure aggiuntive che ci saranno, però verranno viste nel proseguio dei lavori perché ho voluto dare ordine alla norma, che diciamo un bilancio consistente, che però deve trovare una conferma di quanto c'è stato e anche tutte le implementazioni che abbiamo fatto questi anni per poi vedere misure aggiuntive. Questa è stata l'indicazione che ho dato a tutti gli assessori e così proseguiremo. Garantiamo tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, dopodiché verrà implementata. Sarà più consistente, credo, complessivamente dell'anno scorso, quindi è positivo perché vuol dire che i bilanci della Regione sono solidi. Federiga ha affrontato anche la questione del fiume Tagliamento, ribadendo che le valutazioni tecniche spettano agli esperti e che l'azione della regione resta orientata alla tutela del corso d'acqua e delle comunità che vi risiedono. Non faccio fughe in avanti, ascolto la parte tecnica perché non spetta alla politica andare a valutare quanti cubi d'acqua devono passare all'ora e quali infrastrutture servono per garantire la sicurezza. Io spero che entro fine anno riusciremo ad avere un quadro chiaro o al massimo i primi mesi del 2026, perché penso che è stato perso già troppo tempo negli ultimi decenni, non negli ultimi anni. Il presidente ha inoltre espresso un giudizio positivo sulla recente approvazione della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati, considerandolo un passo avanti per la rapidità della giustizia e la fiducia dei cittadini. Ha infine ricordato l'impegno della regione nel chiedere maggiori competenze per rafforzare gli uffici giudiziari del territorio.